Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in una nuova puntata targata Round 2 Total War con la Dei, giocata in modalità storica. Allora ragazzi, siamo un impero bello, grosso e ciccioso, stiamo andando a occupare il nord, come vedete la situazione non è delle migliori perché abbiamo un esercito che abbiamo appena sconfitto, due legioni in queste zone, da qui abbiamo ben 1, 2, 3, 4 eserciti nemici, non benissimo, e noi ne abbiamo in zona solo uno, due che è a difesa di questo insediamento di Treverorum e quest'altro di Neo Giulio Celso, che tra l'altro se non avete visto la scorsa puntata andatela a vedere perché questa battaglia qui è stata particolarmente sanguinosa nei nostri confronti. Abbiamo perso veramente molti uomini, cavalleria completamente distrutta. Qui abbiamo la pestilenza, quindi siamo messi anche piuttosto male. Piuttosto male. Accorpiamo un po' di truppe perché così non possiamo andare avanti. Queste in realtà stanno solo a controllare il ponte, però io le porterei di qua nella speranza di avere un po' più di rifornimenti, ma vabbè, insomma, non benissimo la situazione a nord. I nostri amici comunque sono abbastanza agguerriti. Vedete qua appunto che abbiamo perso con la 19esima a Laude. Abbiamo subito gravi perdite. Abbiamo visto che la cavalleria, questa qui ormai non è più cosa, quindi andrà dismessa perché non serve proprio più a nulla. E qui invece siamo messi abbastanza maluccio per quanto riguarda il gradimento da parte della nostra popolazione. Ma ragazzi, chi siamo noi per dare torto? Tra l'altro, ho visto che qua mi è saltata così a caso. Mi è saltata questa costruzione ed è tra l'altro un granaio, quindi forse il meno 26 potrebbe essere anche dovuto a questa grave perdita. Per il resto tutto bene. Ah, una cosa carina che ho notato ragazzi è che il nostro imperatore, cioè Publio Giulio Rutilio, tra l'altro nome più diciamo classico di questo non poteva esserci. In realtà, signori, come vedete qua delle abilità, è un cazzo di marinaio. Cioè, ragazzi, è qua. Sta nella seconda antiqua e si gira i mari. Una specie di Marcantonio, fondamentalmente, che gira con la sua flotta, vabbè, e si disinteressa completamente delle cose che succedono a terra. Intanto qua ci eravamo persi i pirati, che avevamo scambiato un gruppo di pirati per un altro, quindi andiamo a recuperarli. Andiamo a fare un po' di potenziamenti tutti marittimi e direi che ci sta alla grande. Prossimo giro andremo a colpirli, magari chiediamo proprio supporto al nostro imperatore, o meglio, lui chiede il nostro coinvolgimento. Intanto spostiamo la flotta qui e vediamo poi anche dove andranno i pirati. E niente ragazzi, questo è insomma il sunto. Qualcuno mi diceva utilizza dei politici esterni alla nostra politica per ehm, andare a potenziare, o meglio a regalare un po' di cibo alle regioni che hanno più problemi. Effettivamente questa è sicuramente qualcosa di interessante. Questo non si può neanche sposare. Vabbè, non si può neanche sposare. Io volevo alzare un po' il consenso da parte degli altri, tipo questo lo potremmo fare. Mi ho speso un po' di denaro, però alziamo un po' di influenza di questi personaggi. Questi in realtà, vabbè, li facciamo sposare, ma solo perché vorrei vedere un po' di figli loro, giusto per avere un po' più di condottieri. Però ecco, niente di che tra l'altro li sto facendo sposare a caso, ma in realtà dovrei farli sposare alle mie di mogli. Cioè alle mogli, scusate, alle miei parenti. Magari lo facciamo. Allora, questa qua cosa gli diamo? Dai, più cibo. Uh, questo c'è il boia che ci dà meno 3 di banditismo. Potrebbe anche andare bene. Meno 2 però alla crescita, va bene, dai lo facciamo. E poi gli diamo vediamo. Più astuzia, ordine pubblico. Allora, questa qua che c'ha una faccia veramente incazzata, la facciamo sposare, se si riesce, con questa, con questo qui. Però, però, questo uomo qui, non so se riesco a farlo sposare, perché non mi sembra di vedere qualche azione che io posso fare con la signorina in questione. Fatemi vedere
Se c'è qualche altra, tipo Silla, potrei, ma non c'è modo. Organizza giochi, manda un diplomatico. No, non c'è. Vediamo. Questa. Aspettate, aspettate. Cerca coniuge, adotta. No, non voglio adottarlo. Fai un favore, invia regalo, flirta. Mm. Ah, col coniuge bersaglio, spargi voce, uccidi, persuadi. Persuadi. Però non c'è quello che mi interessa a me. Potrei usare flirta, Così, a caso. Ma usiamolo, scusate. Bellissimo, facciamolo flirtare. Perché no? Perché no? Poi, intanto che flirta, vediamo se c'è qualcun altro che... ecco, tipo... Blaesa. Tu puoi cercarti un coniuge avversario. Dimmi che puoi. Allora, intanto aumentiamola. Nuovo titolo, donna opportunista. Insomma. Bene, ma non benissimo. Niente, no, non riusciamo a farli sposare, niente. Allora, organizza giochi, manda un messo, vediamo se c'è, invia un regalo. Tutte queste azioni sono molto belle, ma sono tanto belle quanto inutili. Almeno alla velocità, cioè almeno alla, diciamo, come si dice, alla difficoltà a cui sto giocando. Manda un messo. Organizziamo dei giochi a questo punto. Però in realtà non c'è. Ah, questo Sicilia, dai, invia. E poi, ok, giochi grande successo, si è rivelato. Vediamo se riesco a recuperare qualcun altro della famiglia. E lei l'abbiamo già guardata, non ci sta. Guarda qui la famiglia come si è allargata. Cerca coniuge. Ma non troviamo, purtroppo non troviamo. Vedete, c'è miglior rapporti, che non sarebbe male. Matrimonio politico. Averlo il matrimonio politico. No, infatti non ce l'abbiamo. Peccato, io volevo far crescere un po' loro. Vabbè, possiamo far così. Così gli diamo un po' più di potere a questi. Però non è che possiamo fare grandi cose. Allora, qui ho visto intanto che ci sono le mogli che potrebbero prendere. Dai, facciamo bonus astuzia. Facciamo... Che ci sto perdendo un po' troppo tempo in questa schermata. Morale della fanteria. Anche se non ci sarà mai la fanteria. Qui dentro. Qui ammiraglio. Dai. E andiamo un po' sui costi. Bene. Allora, un po' di azioni le abbiamo fatte. Non andiamo troppo a spendere perché io ho paura. A parte che dobbiamo reclutare nei prossimi giri, quindi mi voglio tenere un po' tranquillo, ma poi non voglio esagerare per quanto riguarda le spese in generale. Ok, andiamo avanti e vediamo cosa ci propone il resto del turno. Qui intanto le nostre spie viaggiano per la mappa, prima o poi arriveranno a destinazione. Questa c'è quasi vicina, eh? Sparta sta salendo. Attacco alla nostra legione sul ponte. Ah, tra l'altro hanno pure passato il ponte. Io direi che andiamo a ritirarci. Potremmo anche combatterla, a dir la verità. Ci dà comunque vincitori. Però non lo so. Io mi ritirerei magari vicino alla città. Grandi. Ok. Magari chiamiamo rinforzi. Il nostro imperatore dalla barca. darà indicazioni. Sì, sì, voi attaccate. Chissà come sta andando la battaglia
dalle parti dei parti, come saranno messi. Ha terminato l'alleanza militare. Vabbè. Ricordate che continui a commerciare con l'impero, poi dopo... Alleanza, poco mi importa. Durata tanto, tra l'altro, l'alleanza tra noi e loro, eh? Se ci pensate, sono tantissimi turni oramai. Dalla ribellione africana avevamo fatto, se vi ricordate, li avevamo fatti alleati liberandoli. Ok, priorità belliche, fanteria, cavalleria o marina. Io, guarda, mi piacerebbe fare la marina, vi dico la verità, però la marina serve quello che serve. Io andrei piuttosto sulla fanteria, dai, a sto giro. Burding alla rivolta, attenzione. Tra l'altro qui, lontanissimo. Porca miseria. Crisi alimentare a Roma. Adesso qualcosina stiamo rientrando, ma ribellione imminente. Wow, ragazzi. Wow, wow, wow. Allora, muoviamoci in questa direzione. Mamma mia, ci impiegheremo una vita. Una vita. Questo è molto male per noi. Molto, molto male. Allora, qui intanto a truppe siamo messi abbastanza bene. Allora, io direi prendiamo... Perché questi stanno qui. Stanno qui. A parte che facciamo questa cittadina che ci serve assolutamente. Anche se ci toglie un po' di cibo fa nulla. E poi andiamo qua e ci prendiamo un mercenario. Prendiamoci... No, cavalleria da far schiantare in realtà non sarebbe male. Prendiamoci una cavalleria. Ok, e con questi mercenari andiamo all'attacco. Aspettate che posso aumentargli... Ah, 300, non l'ho visto dopo. Vabbè. Ah sì, dai, spendiamoli questi soldi dell'impero. Tanto qui un sacco di costruzioni, nulla. Beh, questo ci dà un po' di cibo, però neanche troppo. Qui andiamo sulla fontana, che è fondamentale. Popolazione indignata, molta popolazione indignata, non so per quale motivo. Scoperto un esercito nascosto. Dove? Vabbè, ok. Allora, potrei fermare effettivamente questi, però no. Andiamo qua. E gli facciamo scoprire un po' la regione. Ok. Questi lasceremo il generale scappare perché noi abbiamo bisogno di... no, no, da questo lato. Ah. Vabbè, siamo comunque entrati. Maledizione. Ok, Treverorum deve stare qui, la nostra legione, e la lasciamo a queste condizioni. Va bene. Allora, fatemi vedere quanta popolazione motivata. Cioè abbiamo delle regioni che ci proprio sono messe male, però altre sono estremamente motivate. Non vorrei che le regioni che stessero male sono le regioni, scusate, le regioni che non hanno il cibo, però. Allora, attacchiamo, dai. Attacchiamo, vediamo come andiamo. Cavalleria non ne abbiamo tantissima, però secondo me potremmo regalarci certe emozioni. Andiamo a giocarcela. Due spavaldi, questi qui. Non è che sono così semplici da domare. Con la neve. Con la neve. Con la neve. Unità necessitano di più tempo per riposarsi quando sono ferme. Però noi attacchiamo, quindi attendiamo. Ok, iniziamo lo schieramento. Ok, loro sono già schierati. Interessante questo boschettino, che ci può offrire riparo dal tiro. Allora,
siamo noi che attacchiamo, quindi ci mettiamo tutti in colonna e andiamo ad attaccarli. Proprio ci mettiamo proprio in colonna. Così. L'idea è puntare al boschettino con queste asce che faranno da attacco. Un sacco di tiro che dividerà un po', aiuterà un po', diciamo, questi legionari a prendersi il tiro. Cioè, scusate, a ripararsi dal tiro. Faremo così. L'idea è quella di fare una colonna. Un'idea un po' stupida, può essere, però noi la voglio fare, mi diverte, la facciamo. Allora, qui la cavalleria sta qui, questi sono gli altri in modalità di testuggine. Facciamo una bella colonna fino ad arrivare al cespuglietto e poi dopo da qui ragioniamo. Cosa abbiamo qui? La cavalleria. Ok, questi sono i mercenari, li mettiamo belli davanti, che sono quelli che faranno una brutta fine fin da subito. Fatemi vedere ok, questi sono i più scarsi che abbiamo dentro. Li mettiamo così, informazioni differenti, così a seconda dei colpi che si possono prendere. Qui ci mettiamo tutti questi. Qui abbiamo le asce che io terrei onestamente da questo lato e le teniamo come unità mobili. Quindi, no, scusate, ho sbagliato. Le voglio così. Invece loro tutti in formazione a lucchettata. Andiamo avanti. Ok, forza avanti con tutta la fanteria. Loro seguono incazzatissimi e loro ancora meglio. Si spostano così. Vediamo un po' come va. Tanto acceleriamo le tempistiche e andiamo a vedere lo scontro. Tanto la cavalleria si posiziona, il tiro loro ce l'hanno. Eh sì, non ne hanno neanche poco. Però noi ci infiliamo nel boschettino, bello tranquillo, e stiamo una favola. Stiamoci leggermente così. Voi mettetevi, fate un po' da esca voi per favore, dai, mettetevi un po' più al centro e insultateli mentre camminate. Tra l'altro hanno delle bellissime armature questi, non è che sono proprio gli ultimi scemetti, eh. Cioè da qui sembrano degli scemi, ma in realtà non lo sono affatto. Però guardate che belli i nostri legionari che si muovono, queste formazioni completamente svestiti in questo campo glaciale. Però vabbè ragazzi, per vedere qualcosa di più vestito dovremmo andare su Attila. Chissà, magari un giorno. Magari un giorno. E allora questi li sciogliamo e ci facciamo un po' di tiro e lo mettiamo qua. Anzi, lo mettiamo qua se riesco. Non mi fa prendere il tag. Ok. Vabbè, ormai li hanno visti, mettiamoli fuori. Stessa cosa loro, li sganciamo e gli chiediamo un gruppo di selezione. E le nostre colonne si infilano tutte qui dentro, pronti ad attaccare il nemico. In realtà questi sono un po' troppo avanti per i miei gusti, li faremo così. Spostiamoci di lato. Il generale lo mettiamo qua dentro. Ok, toglietevi e mettetevi qui. Anche voi toglietevi e mettetevi qui. Così diciamo che la parte diciamo di sicura l'abbiamo raggiunta, senza attacchi nemici. Ora ci infiliamo qua dentro. Loro sanno ovviamente che noi siamo qui, ma non è importante questo. Un po' paura, però proviamoci.
Ok, ecco che potrebbero arrivare. Questo lo archiviamo. Tutti avanti. Anche voi, questi sono uomini a cavallo. Sì, questo è un bel problema. Spostiamoci di qui allora. No, appena qua fuori. Ok, attendiamoli. Qui intanto la nostra cavalleria potrebbe dare un po' del suo. Qui siamo qui in attesa, fermi. Fermi ragazzi, non vi muovete. Ok, prendetevi un po' il tiro voi, ma ci sta. Rimanete in posizione, voi mettetevi un po' più indietro. Qui. Attenzione, ok, benissimo. Trappolone partito, guardate qui. Mamma mia che strage, mamma mia che strage. Sul generale, signori. Vediamo di fare fuori subito il generale loro. Ci ritiriamo, ritiriamoci. Ritiriamoci. Ok, massacrati. Guardate, guardate, bellissima questa cosa. Adesso via col nostro generale all'inseguimento. Ok, voi vi mettete adesso tranquillamente qua. Ok, il loro generale è andato. Lasciamolo inseguire. Attenzione. Ok, allora, forza, dritti. Ok. Attenzione che qua. Vabbè però andiamo a prenderli, dai. Ok. Via col generale di qui. Forza di qui. Tirate su questi. Forza, concentrate il fuoco. Ora lanciate tutte le asce e poi entrate in battaglia. Qui li abbiamo maciullati, perfetto. Non qui. Perché fai questa cosa? Stupida. Ok. Dobbiamo attaccare gli arcieri dal dietro. Qui si sono buttati completamente a capofitto, va bene. Mi piace l'impeto, mi piace. Andiamo a vedere questo lato. Ok. Bene. Bene, bene. Bene. Andiamo. Questi, no, vabbè, li lasciamo combattere così. Qui si sono ritirati, ottimo. Ok. Entrate in battaglia anche voi, per favore. Ok. Ok, cavalleria ha fatto il suo lavoro. Di qua, per favore. Ok. Vai, tutti ad accerchiare questi. Ok, questi sono ormai bloccati in mezzo, non riescono a capire cosa devono fare con la cavalleria. Ottimo, qui è crollato un fronte. Forza. Gli arcieri che sono veramente in difficoltà. Stanno avanzando, arretrando al campo di battaglia, non si sa. Qui è il nostro momento, signori. Ok. Non andate a infunearmi qua, per favore. Andate qua. Ok. 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 Ragazzi, questi barbari non possono nulla contro la potenza di Roma, contro le tattiche romane. Andiamo a dare un boost. Ok. Attenzione che qui sono lance, quindi... Ok, buona. Perfetto. Perfetto, la partita è vinta. Bella, mi è piaciuta ragazzi, mi è piaciuta.
Terminiamo la battaglia. Bella, mi è piaciuta. 194 perdite, infatti. Una sonora bastonata. Noi abbiamo perso ovviamente però le nostre cavallerie. Ci sta. Tra l'altro l'unica che è sopravvissuta bene è quella mercenaria. Vaffancuore. E vabbè, ci sta. Ok ragazzi. Battaglia vinta. Più o meno. Qualche danno di sicuro. Però loro molto di più direi. I prigionieri li facciamo fuori. Che non si devono più permettere. E io poi onestamente li inseguirei. Allora, accomuniamo le cavallerie. No. Mi è rimasta questa piccola cavalleria che andrà fatta fuori. Anche perché ci saranno le riforme dell'esercito. E andiamo avanti così. Attacchiamoli sul ponte, ma non c'è via di fuga da Roma. Attacchiamo in maniera aggressiva perché comunque li inseguiamo sul ponte. E loro ci lasciano le penne. Allora, gli ultimi prigionieri li andiamo a schiavizzare. E torniamo un po' indietro. Perché abbiamo bisogno di recuperare un po' le forze. Allora, questi non mi sono dispiaciuti, devo essere onesto. Guarda qui, altra cavalleria interessantissima. Interessantissima. Che potremmo effettivamente utilizzare. Hanno un po' più di munizioni questi. Però non so quanto siano efficaci, Cioè la cavalleria romana secondo me è sempre la cavalleria romana. Allora, tu... Via. Un po' di uomini li andiamo a reclutare di sicuro. Loro li teniamo perché comunque sono abbastanza forti. Guarda, guarda qua. Ma questi che belli sono. Ma sono le truppe del nord queste. Cosa sono? Con la spada. Belli questi. Questi mi piacciono assai. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. Hanno molto tiro loro. Non è neanche una macchina d'assedio effettivamente. Magari una macchinina d'assedio. Magari una macchinina la potremmo anche utilizzare. Però in realtà, boh, non lo so. Non so se qui servirebbe una macchinetta d'assedio. Questo non mi dispiace, vi dico la verità. Però devo vedere, devo fare una comparazione di statistiche. Beh, molto deficitario, molto deficitario. Anche questo non sono proprio, cioè i migliori sono ancora questi. Allora, facciamo 2 di cavallerie. Cavoli, vorrei ancora questi con le asce. Chissà dove le ho presi, quelli con le asce. Che comunque non sono più forti di questi. No, vabbè, su qualche parametro, sì. Allora, vediamo. Prendiamoci un onagro. Mi piacerebbe prendere anche i cani. Da sguinzagliare contro gli arcieri. Non lo so. Teniamoci adesso un onagro e dai, facciamo una di cavalleria, dai. Perché le cavallerie comunque, bene o male, servono. Wow, ho messo malissimo il mio generale, messo molto male. Allora, qui ok, siamo in controllo. Qui la mia spia adesso può risalire per vedere un po' questa zona. Diamo l'osservazione. Ok, qui l'aveva già fatto. Qui siamo a posto. Qui siamo discesi. Sì, purtroppo. Ci vorrà ancora un'infinità per arrivare sotto. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Guardate quanto denaro ho. Cioè, incredibile questa roba del denaro. Qui siamo a meno 17. Ma cosa è successo, ragazzi? C'è stato un evento che ci ha abbassato il morale. Allora, mandiamo un'altra spia intanto. Qui. Ok. Andiamo a... Ok, eccolo qui. Ci fa vedere un altro esercito dove sono. Ok, perfetto. Vediamo qui. Meno 8.
Wow, ma qui siamo a meno 35, ragazzi. Wow. Bella tosta, meno 35. Meno 2 all'ordine pubblico. Perché abbiamo fatto più 15 allo schieramento. No, 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 no. L'ordine pubblico deve rientrare. Ci facciamo... Allora, romanizzazione non sarebbe male. Andiamo a farci però pane e circense. Così rientriamo un attimo perché quel detto lì è un po' brutto per noi. Anche qui, ragazzi, stranegativi. Mamma mia. Qui abbiamo l'editto pane e circense, va bene. Qui mi toglie ancora troppo e non va bene. Qui va bene e la facciamo. Lasciamo così militarizzata. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da fare. Però questo ci dà problematiche ancora col commercio. Anche questo con il gradimento. Che c'è molto che posso andare a toccare, perché comunque c'è qualcosa qua e là, ma non che posso fare chissà cosa. Che il gradimento inizia a scendere, però d'altronde che ci posso fare? Vedete? Tantissimo gradimento in meno. Guardate comunque la situazione con i parti, hanno perso anche questa città qua. Bene. Bene. Bene, bene, bene. Allora, io direi andiamo avanti ancora di un turno e vediamo cosa succede. Se non mi esplode l'impero. Ah, mi sono dimenticato i pirati. Vabbè. Il nostro imperatore è bello tranquillo. Sì, se la veleggia. Ok. Che fortuna è intervenuta la nostra flotta, che però adesso non può più reintervenire. Ok, vogliono patto di un'aggressione. Ma non c'avevamo già il patto di un'aggressione con loro? Sull'accordo commerciale, patto di un'aggressione. Cioè, dopo tutto questo tempo vi svegliate con un patto di aggressione solo perché abbiamo il denaro. Solo perché abbiamo il denaro. Allora, potrebbe anche starci, Però, diciamo che ti offro... Esatto, 1800 sarebbe meglio. Se ti offro 1800, no. Con 10.000 mi darebbe il patto di un'aggressione. Cioè ce li compriamo praticamente. 10.000 è tantino, però non è neanche così tanto. Quanto vale il nostro commercio con loro? 960, 1000. Dai, va bene. Spendiamoli sti soldi. A Tarraco ci sono dei ribelli. Sì, partecipiamo. Fatti fuori, ottimo. Ottimo, abbiamo un sacco di amici in giro per l'impero. Schiavizziamoli. Alleanza difensiva, assolutamente no. Oh, tutti a chiedermi soldi, ragazzi. Solo che finché sono i greci, va bene. Però, popolazione al di fuori dei confini dell'impero, no. Ok.
Corruzione, estorsione o punizione. Già sei ispirati, più 4% ordine pubblico e tanta roba. Oppure estorsione, cioè recuperare un po' di denaro. No, punizione, assolutamente. Tanto qui vediamo il generale che è migliorato. Tarraco da, va bene, ok. Protezioni terminate da Roma. Il cibo continua a essere un problema. Cos'è che vuole questo? Ah, è migliorato tutto. A parte che qui possiamo fare l'upgrade e lo facciamo. Così. Facciamo l'upgrade, ottimo. Continuiamo a lasciarlo pattugliare. Meno 25. Wow. Wow, cioè Echelt che è arrivato un più 4. Wow, ragazzi. Allora, fatemi vedere. Ma poca roba. Qui al porto. Ok, qui assolutamente lo facciamo per la pesca. Anche se sarebbe da fare commerciale. Magari il porto lo facciamo tipo qui. Boh, adesso vediamo. Qui 10.000. 10.000 per sbloccare. Per sbloccare il legname più potente. Bah, lasciamolo lì per ora. Allora, intanto andiamo a vedere questi come sono messi. Wow. Già belli carichi questi. Già belli carichi. Adesso con la bella stagione allunghiamo un po' di più il passo. Però sempre male ci siamo messi. Potremmo unire un po' di unità di cavalleria. Però in realtà no. Allora, vediamo cosa c'è altro da fare. Quante robe di popolazione incoraggiata. Editto emanato, va bene. Ok, qui la situazione. Cosa sta succedendo qui? Che party è? At your service. Che party è, ragazzi? Vabbè, comunque torniamo in casa base. Questi poracci ci hanno impiegato una vita. E andiamo a prenderci un po' di persone. Allora, sicuramente del tiro. Però vorrei del tiro che si potesse chiamare tale. Che questi sono forti, però hanno anche più attacco. Non male. Invece questi cosa c'hanno? Fatemi vedere. Armatura praticamente zero. Morale di base bassissimo. Però hanno più munizioni. E una portata di 170. Ah, sono proprio degli arcieri. Allora, sono proprio degli arcieri fatti finiti questi. Allora, potremmo effettivamente utilizzare degli arcieri fatti finiti. Solo che qui il problema è questo. Cioè il fatto che abbiamo... Questa unità qui è troppo sbilanciata. È troppo sbilanciata. Allora, io direi che la 19esima a laude va a perdere 3 uomini di cavalleria. E concludono così il nostro viaggio, i uomini di cavalleria. Ah, però è una bella differenza. Allora, ci andiamo a prendere 4 cavallerie in totale che fanno sempre bene. E poi ci andiamo a prendere un po' di arcieri, abbiamo detto. Perché, beh, ce l'hanno tutte le munizioni, però... Questi sono arcieri fatti e finiti. Quindi ce ne prendiamo 2. E poi vediamo qualche esercito, qualche unità mista. Magari qualche lancia. Allora, questo qui, nascondersi, furtività. Bah, non lo so ragazzi, non lo so, non mi sembrano particolarmente performanti. Questo è forte contro, cioè forte, è comunque abbastanza forte contro le grandi battaglie. Bah, quello con scudo, non lo so, piuttosto mi vado a prendere
delle arcieri in più. E poi mi vado a prendere magari un'unità legionaria in più, tipo questa, che è per l'attacco. Dai, facciamo così. Ci vorranno dei turni in più per pace amen. Pace amen. Poi ok, tutto il resto è fatto. How can I be of assistance? Tu, va bene, rimani qui. Va bene. Questa zona qui mi preoccupa parecchio, però vabbè. Siamo intanto a una crescita abbastanza buona per quanto riguarda il morale. Sì. Andiamo a fare anche questo a questo punto, tanto i soldi ce li abbiamo. Ok, e il resto direi che siamo a posto così. Regione libica al rapporto. Velocità di reintegro, 15% alla mappa e mantenimento, come se ce ne fosse bisogno di abbassare il mantenimento. Ok, e siamo a posto ragazzi. Fatemi vedere solo questa città. Ok, guarda che l'ho beccato uno che non avevo ancora fatto. Bene, benissimo. Benissimo, ok. Ah, andiamo a dare la caccia ai pirati, poi ci salutiamo. Questi qua mi fanno morire. Dove sono andati a finire? Dove sono andati a finire? Sono questi? Probabilmente sì. I leviatani. Mandiamo all'assalto il nostro imperatore. Se ci arriva. Ah sì. Attenzione. Eccolo qui, ok. Le due navi hanno fatto scappare i pirati. Immaginate questi di Siracusa che si trovano le due flotte imperiali con a capo l'imperatore fuori dal loro porto. Ok. Perfetto. Va bene signori, allora io direi di lasciarci qui. Abbiamo visto comunque il dare economia a soldi a caso. Abbiamo visto questa battaglia della legione ottava in Spagna. Direi che possiamo anche terminare qui. Adesso ci stiamo un attimo riprendendo. Ovviamente avete voluto una specie di chirurgia per quanto riguarda la guerra e quella state ottenendo. Mi spiace solo perché ho votato contrario, ma soprattutto mi spiace nel vedere la mia città assediata dall'esercito ribelle, ma questa è un'altra storia. Ecco signori, questo è l'impero, ricordatevelo bene perché fra poco i confini a nord verranno completamente fagocitati dalla macchina imperiale. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.